gruppo molto rinomato. Busacchi Bellamia il gruppo. Sì, Busacchi Bellamia, con una tradizione culturale e folclorica molto molto forte. È interessantissimo e curioso notare come se le persone vanno a Busacchi, le anziane signore vestono ancora con l'abito tradizionale. Anche qui c'è questa tradizione. Sì, è un'emozione unica, infatti, camminare per le vie del paese e scorgere queste immagini di queste signore vestite con l'abito tradizionale. L'abito maschile di Busacchi è caratterizzato da dei lunghi calzoni bianchi che vengono indossati sotto un gonnellino nero che cadono sopra le ghette. Il vestiario femminile è ovviamente più ricco e molto particolare. Abbiamo delle gonne nere plissettate che hanno delle balze, delle ricche passamanerie e ricami. Colorati in questo caso. Sì, colorati in questo caso, ma le gonne possono essere anche rosse, anche se con una bella balza molto ricca di colori. Particolarissima è la camicia e le maniche della camicia che vengono riccamente ricamati. E i gioielli tipici sono la collana di corallo e Sasara Kadasa, che sono degli orecchini anche se di corallo, e delle spille d'oro che fermano la camicia ricamata appunto. Busacchi è un centro del Barigado di grande importanza. Devo dire, storica, grazie a queste descrizioni minziose e dettagliate di Maria Uras, che ci mette passione in questo racconto qui per la prima volta. Particolarissimo è il velo che vediamo inquadrato delle ragazze, è un velo di una stoffa bianca e sotto portano un fazzoletto a motivi floreali che raccoglie i capelli. Sono elegantissime e bellissime le ragazze di Busacchi. Ti posso chiedere, tu che hai fatto tante sfilate, tante manifestazioni, tante partecipazioni qui alla cavalcata sarda, ma poi tra di voi si instaura un rapporto di amicizia tra i vari gruppi? Certo, è bellissimo perché poi si diventa grandi amici, è come che si formi una grande famiglia a livello regionale tra tutte le persone che fanno parte dei gruppi folk, perché si porta avanti la stessa passione che è la trasmissione del folklore, della cultura, che poi alla fine sono l'anima della nostra terra e del turismo. Bellissimo, un bellissimo racconto, una bellissima descrizione che fa onore a chi comunque ci mette tanto tempo e tanta passione. Dedizione, perché i costumi che vediamo sfilare di Busacchi sono tutti antichi. Ecco, va detto anche che dietro a una sfilata, dietro a una manifestazione come questa, la cavalcata, c'è anche tanta fatica. Qui ci sono dei gruppi che stamattina alle 3, alle 4 si sono messi in pullman per raggiungere la città, hanno dormito qualcosa in qualche minuto, qualche ora in pullman, ma poi insomma anche la vestizione. E tutte le fogge che portano. Certo, qui vediamo sfilare non sono vestiti freschissimi da indossare sotto questo solleone. No, vediamo sfilare anche le vedove, tutte vestite di nero con un particolare fazzoletto arancione che ricopre il volto. Certo, e dicevo, venire qui a Sassari è un sacrificio, un impegno, e poi insomma sfilare, tornare stanotte a casa, insomma una grande giornata di fatica che premia gli sforzi, e va dato merito a queste persone che appunto ci mettono tanta passione, ma anche tanto tempo, tanta